La mia è stata proprio un'avventura, proprio un'avventura, in quanto io, stavo finendo gli studi in giurisprudenza e mio nonno è mancato e che aveva un'azienda agricola e quindi un modo o nell'altro ho deciso di rivoluzionare la mia vita. Michela Brogliato, 42 anni, da quando ne aveva 26 guida l'azienda agricola che era del nonno. Una decisione di cui, ci racconta, non si è mai pentita, nonostante da piccola sognasse un futuro completamente diverso. Da quando ho 4, 5 anni avevo sempre detto che facevo l'avvocato e invece le vie del Signore sono infinite. Però la passione comunque è aumentata sempre mano a mano. Michela ha rivoluzionato l'azienda votandola al biologico, creando un agriturismo con vendita diretta perché spiega una peculiarità delle donne in agricoltura è quella di aver diversificato le loro imprese, ritagliandosi uno spazio rilevante in un settore fino a pochi anni fa prevalentemente maschile. Agrituristiche, gli agrinidi, le fattorie didattiche, è nata proprio grazie alla nostra diversità, perché secondo me la multifunzionalità è donna, no? In Veneto le imprese agricole femminili sono 14.111, il 22,8% del totale di quelle iscritte nei registri delle 7 camere di commercio provinciali. Negli ultimi anni però ne sono scomparse circa 300, il 2% del totale. Un segnale positivo arriva dalle aziende agricole femminili gestite da under 40, aumentate dell'1,2%, ma resta ancora molto lavoro da fare per aiutare le imprenditrici. Siamo anche dimenticate, no, anche nei fondi per l'imprenditoria femminile tante volte si dimenticano delle donne in agricoltura, cosa che inammissibile. Per quelle poi che come Michela sono mamme, servono politiche che consentano loro di conciliare famiglia e lavoro. Abbiamo davvero necessità, di un sistema politico che si adegua alle nostre problematiche, perché la conciliazione donna-lavoro è importantissimo.